Inizio del nuovo anno scolastico anche al Niccolò Gallo di Agrigento. La prima campanella che ha inaugurato l'anno 2017-2018 è suonata qualche giorno fa. Tra la soddisfazione del percorso scelto dai ragazzi più grandi e le emozioni e la gioia di chi inizierà un percorso quinquennale che propone un ampio bouquet formativo e sempre al passo con i tempi. Non è passata inosservata la soddisfazione del dirigente scolastico Girolama Casà. Preside, giorno 7, l'anno scolastico anche al Niccolò Gallo è iniziato. Cosa è in previsione? Sì, come giustamente lei ha detto, il 7 abbiamo anticipato un poco la scuola per recuperare qualche giorno durante l'anno scolastico, dato che gli alunni di terzo già fanno alternanza scuola-lavoro, dato che spesse volte non ci sono riscaldamenti nelle scuole, pertanto magari in giornate molto fredde, deciderà poi il Consiglio come poter organizzare meglio queste giornate. La scuola offre l'offerta formativa, quella dell'enogastronomico ad Agrigento e dell'Istituto Nautico a Porto Empedocle. Diciamo già i nostri ragazzi al terzo anno cominciano a lavorare e abbiamo avuto quest'anno un pienone rispetto a questo lavoro, perché i ragazzi di quinto che sono diplomati quest'anno sono tutti sistemati, hanno lavorato in Sardegna perché hanno voluto fare l'esperienza di una regione fuori dal contesto siciliano. L'offerta formativa si arricchisce ogni anno di nuove elementi, di nuove strategie, di nuove professionalità, perché all'interno abbiamo altri docenti, pertanto c'è una dinamicità che è abbastanza forte e che tende agli esiti degli studenti e al successo formativo di tutti gli studenti. Abbiamo molti ragazzi diversamente abili che sono inseriti perfettamente nelle classi e quindi un progetto di inclusione diciamo ambizioso. Tutti i ragazzi diversamente abili hanno nelle classi relazioni positive con i compagni, ma anche al di fuori della classe. Questa è l'ambizione ultima della scuola, quella di creare un percorso personalizzato per dare a tutti gli alunni la possibilità di avere poi e spendere nel mondo del lavoro il successo formativo che hanno avuto a scuola. Quest'anno per quanto riguarda le iscrizioni, quale trend avete registrato? Alcune scuole invece hanno registrato un trend negativo, voi come siete andati? Noi siamo, diciamo, rispetto all'anno passato, siamo andati alla stessa maniera, diciamo, sono rimaste le classi che avevamo, abbiamo avuto un incremento per quanto riguarda il nautico di Porto Empedocle, incremento perché l'anno scorso avevamo 3 classi, inserendo 2 prime, quest'anno abbiamo 5 classi, però è stata chiusa Aragona in quanto l'indirizzo commerciale non dava più possibilità di lavoro ai nostri ragazzi perché è stato assorbito dall'istituto tecnico, pertanto avevamo pochi alunni ad Aragona ed è stato chiuso la sede coordinata di Aragona.